L'assessore Roberto Di Mauro all'Energia assicura che il finanziamento per la rete idrica di Agrigento non andrà perso. In arrivo anche fondi per il recupero delle dighe dell'Agrigentino. Stanotte musei aperti per la Notte Nazionale dei Musei, si potranno visitare quello di Agrigento e di Licata. Inaugurata la mostra Come eravamo e come siamo, la Sicilia racconta la Sicilia a Montevago. Al via oggi il convegno medico-scientifico su strategia di implementazione in epatologia, organizzato dall'Ordine dei Medici di Agrigento. Dal prossimo mese di luglio il servizio di richiesta e rinnovo dei passaporti sarà disponibile anche in tutti gli uffici postali d'Italia. Il Palermo batte la Sampdoria per 2-0 e conquista così l'accesso alla semifinale contro il Venezia per la conquista di un posto in Serie A. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TVA Notizie. Non si perderà il finanziamento della rete idrica di Agrigento, ad affermarlo stamani ai nostri microfoni è l'assessore all'energia Roberto Di Mauro, un piano straordinario anche per il recupero delle dighe nell'Agrigentino. Sentiamo l'assessore Roberto Di Mauro da noi intervistato. Assessore Di Mauro, allora lei ha dato rassicurazioni che il finanziamento per la rete idrica di Agrigento non verrà perso, nonostante siano circolati voci che invece andava perso. Qual è la situazione? Ma io posso dire soltanto una cosa, che prima di parlare su alcuni fatti specifici e soprattutto su una materia complessa come sono i fondi comunitari, bisogna conoscere atti e bisogna conoscere tutto ciò che è necessario mettere in atto per la realizzazione delle attività progettuali. Ora, quando si ricorre a fondi comunitari c'è un lasso di tempo entro il quale le opere si debbono realizzare. In questa particolare situazione noi abbiamo utilizzato i fondi dell'FSE che scadevano il 31 dicembre 2023. Ho ottenuto il finanziamento allora presidente Musumeci a fine 2021. L'AICA, il destinatario del finanziamento, ha messo in atto tutte le procedure per l'aggiudicazione dell'appalto, che non sono procedure semplici, sono procedure complesse, sono procedure che necessitano tutta una serie di verifiche che finalmente sono state portate a termine con la realizzazione del contratto alla data del novembre 2023. È chiaro che a quella data quindi non c'era possibilità con quel tipo di riparto di risorse di poter essere realizzate le opere, non certo per colpa della regione, ma per colpa della, della difficoltà di portare in porto un'opera la cui solo gara necessita in genere almeno 1 anno e mezzo. Quindi è successo che questo finanziamento lo abbiamo fatto rivivere attraverso l'utilizzazione dei fondi FSC che proprio una settimana or sono abbiamo portato in giunta per un valore di circa 6 miliardi e 380 milioni. Sono i fondi in cui vengono inserite anche le risorse per quanto riguarda il ponte sullo Stretto di Messina, per quanto riguarda il termovalorizzatore, gli famosi 800 milioni, quindi una cosa seria, che sono le risorse che lo Stato assegna alla regione siciliana. Ma non è soltanto la regione siciliana ad essere privilegiata per quanto riguarda questi fondi, anche altre regioni hanno ottenuto questo accordo. La prima è stata la Liguria, siamo già a 16 regioni, mancano le ultime regioni che saranno a breve riscontrate positivamente. Per quanto ci riguarda come regione siciliana, questo accordo sarà siglato entro il mese di maggio. La Meloni verrà in Sicilia per sottoscrivere questo accordo che mi permetto di dire una grande opportunità. Quindi il finanziamento è lì, abbiamo il vantaggio questa volta che l'opera, che ha necessità per essere realizzata di 3 anni, già è stato espletato tutto un percorso che è quello della gara e dell'aggiudicazione. Quindi partiremo immediatamente dopo che questo accordo sarà registrato alla Corte dei Conti. Assessore, ecco, piove poco, però piove in Sicilia, però ecco, le dighe sono completamente obsolete, mancano di necessaria infrastrutturazione. Ecco, farete qualcosa in questo senso per cercare di recuperare l'acqua che... Siamo riusciti a recuperare attività progettuali pregresse che non avevano completato l'iter
perché siamo riusciti ad ottenere l'approvazione sul piano sismico anche dal Ministero delle Infrastrutture, per cui adesso siamo dinanzi a progetti cantierabili. Le dighe che noi possiamo mettere a valore per il nostro territorio sono certamente la diga Castello, che ha una destinazione di uso promiscuo, la diga che invece riguarda il Gorgo, il laghetto Gorgo, che è di modesta portata, ma è un'opportunità per circa 400-500 ettari del circondario ed è soltanto irriguo, e poi anche la valorizzazione del lago Arancio, che ha avuto, come sapete tutti, dei problemi a proposito della fioritura dell'alga rossa. Quindi abbiamo disposto i finanziamenti, 20 milioni per la diga Castello, 18 e qualcosa per quanto riguarda il Gorgo e 3 milioni e 8 per quanto riguarda il lago Arancio. Sono iniziative che dovrebbero portare circa 1,5 milioni in più di acqua nel settore della diga Castello, 1 milione in quella del Gorgo, mentre per quanto riguarda la diga, il laghetto di Sambuca, una sorta di operazione di sfangamento che eviti il ritorno dell'acqua rossa. Sono piccoli interventi, diciamo piccoli ma importi consistenti, per dare serenità agli agricoltori. È chiaro che questa è una programmazione, non è una cosa che si realizza domani, anche lì ci vorrà la gara, ci vorrà il tempo per realizzarla, ci sono sempre 3 anni. Per il resto abbiamo un tavolo istituito di crisi insieme ai vari dipartimenti, mi riferisco a Cogina, che è il capo della protezione civile, mi riferisco al direttore dell'agricoltura, mi riferisco al direttore dell'autorità del bacino, mi riferisco ai consorzi bonifici. Ci incontreremo lunedì proprio per cercare di affrontare il tema così importante, e abbiamo convocato anche l'Enel, perché come voi sapete c'è la questione della bratella Gammauto, che potrebbe essere, se risolto, un'opportunità ulteriore e immediata per gli agricoltori del territorio di Ribera e di Bivola. Mi riferisco quindi alla produzione di arance e alla produzione di pesche. Che c'è stato il sindaco che ha minacciato di lasciare la fascia, il sindaco di Bivola. Guardi, non si ragiona così pensando che c'è qualcuno che non lavora sulle cose. Noi ci stiamo lavorando, la siccità ci ha colti tutti di sorpresa. L'incontro di lunedì, che poi sarà seguito anche da un incontro con i sindaci, è volto proprio a cercare di risolvere il problema. Il punto d'onus in questo momento è il rapporto con l'Enel. Siamo convinti che già siamo a buon punto in ordine all'intervento, quindi un po' di pazienza e speriamo che nel giro di qualche giorno potremo avere una soluzione operativa. Notte nazionale dei musei oggi in Italia, aperti il Museo Griffo e l'Abbadia di Licata, ce ne parla la collega Margherita Trupiano. Torna questa sera l'appuntamento con la Notte Europea dei Musei. L'iniziativa nasce con il patrocinio dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa per incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale nazionale ed europeo. Durante questa serata musei, parchi archeologici e siti storici della regione apriranno le porte al costo simbolico di €1, offrendo visite guidate, mostre speciali, performance artistiche, laboratori per bambini e tanto altro. E sarà anche questa sera un'opportunità unica per esplorare le collezioni permanenti, le esposizioni temporanee, arricchendo così la propria conoscenza dell'arte e della storia siciliana. Ad Agrigento aderisce il Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo, che sarà aperto dalle ore 21 all'1 di notte e ospiterà un inedito percorso teatralizzato con i ragazzi del Liceo Empedocle di Agrigento, che ha come filo conduttore il mito di Achille e Pentesilea tra Eros e Thanatos. In provincia ci sarà aperto fino alle 23 il Museo Archeologico della Badia di Licata. Per lo sviluppo rurale la Regione dà un bando da 78 milioni per premiare i progetti dei giovani agricoltori, il servizio. Un bando di 78 milioni di euro messo in campo dalla Regione siciliana per favorire il ricambio generazionale e sostenere l'innovazione.
attraverso l'assessorato dell'agricoltura in favore dei giovani imprenditori che hanno un'età inferiore ai 41 anni che si insediano per la prima volta a capo di un'azienda agricola. Il sostegno consiste in un premio forfettario in conto capitale di 50.000 euro vincolato alla presentazione di un progetto di sviluppo dell'attività sia in termini di modernizzazione che di nuovi approcci produttivi maggiormente sostenibili in termini ambientali ed economici. Si tratta di una misura prevista nell'intervento SRE 01, insediamento giovani agricoltori nell'ambito del programma di sviluppo rurale della Sicilia, che mira ad attrarre le nuove generazioni nel settore offrendo strumenti che favoriscono le fasi iniziali di insediamento, tra cui l'acquisizione dei terreni, dei capitali e delle conoscenze. Le finalità, così come specifica il bando, modificato rispetto alla precedente versione in base alle indicazioni condivise con i rappresentanti del settore, includono l'incremento dell'occupazione, la parità di genere, l'inclusione sociale, lo sviluppo locale nelle zone rurali. Le domande di sostegno devono essere inoltrate attraverso il portale del SIAN che sarà accessibile da martedì prossimo 21 maggio fino al 30 settembre di quest'anno. Insieme alla domanda di sostegno dovrà essere presentato un piano aziendale che verrà poi valutato nel corso dell'istruttoria e che deve inquadrare la situazione di partenza dell'insediamento, l'idea imprenditoriale, le tappe essenziali che ne caratterizzano l'attività, i tempi di attuazione, gli obiettivi, i risultati che si intendono raggiungere, evidenziando quelli orientati verso la sostenibilità economica e ambientale e verso l'utilizzo delle ICT e l'indicazione dei mercati target. Come eravamo e come siamo, la Sicilia racconta la Sicilia, questo è il tema di un'iniziativa che si è svolta a Montevago alla presenza del sindaco Margherita La Rocca Ruvolo in collaborazione con il quotidiano La Sicilia, la corrispondenza da Montevago. Questo credo sia un momento molto bello di memoria e di ricordo, perché la Sicilia, che ha prospettato questo progetto al Comune, mette oggi questi pannelli di storia vissuta all'epoca, dove si racconta il dramma di quei giorni, e quindi avere la percezione di cosa scrisse 56 anni fa la Sicilia è sicuramente un momento molto toccante, quindi cose che magari neanche conoscevamo e sapevamo. E a questo si è aggiunto la testimonianza di cittadini che hanno vissuto quei momenti drammatici e possono dire cosa ha rappresentato. Dall'altro lato però c'è questo sito che si sta recuperando con tutti gli sforzi possibili, con i finanziamenti che sono arrivati, proprio per renderlo fruibile ai montevaghesi ma al mondo intero, facendo vedere che cosa può essere la distruzione, ma che cos'è la rinascita e come si può rinascere. Tutto ruota attorno, secondo me, a due elementi portanti in questo luogo. Uno è il giardino della memoria, così come noi lo abbiamo chiamato, perché ci sono un pino per ogni persona che è deceduta, 104 di cittadini montevaghesi sotto le macerie. Dall'altro lato, adiacente proprio a questo giardino della memoria, c'è la chiesa madre, altro luogo importante per una comunità. Tutto ruota attorno alla chiesa madre, dal momento in cui vieni battezzato al momento in cui finisci la tua vita terrena con il funerale. Quindi riportare alla luce la chiesa madre è l'altro elemento importante che rappresenta e segna la rinascita di Montevago, dei montevaghesi e di questo luogo. Il Quotidiano della Sicilia oggi presenta 19 pagine storiche prese dal nostro archivio digitale, che poi sono la somma degli eventi di quel nefasto anno, e lo presentiamo qui in questo luogo storico particolare. Siamo ben felici di relazionarci col territorio, perché il territorio vive col giornale ogni giorno. Noi lo facciamo da 79 anni, dal 1945, e continueremo a farlo. Fare memoria per guardare oltre. Si riesce a guardare oltre se si ha contezza di quello che è successo, di quello che è stato, degli errori da non ripetere. Da quelle pagine, dalle nostre pagine in bianco e nero, bisogna ripartire per darsi una prospettiva che vada oltre la celebrazione del sisma del 68, il ricordo delle centinaia di vittime che ci sono state nel Bellice tutto e le 104 che ci sono state qui a Montevago. Il ruolo di un giornale del territorio deve essere anche e soprattutto quello di guardare avanti e di fare da sponda al territorio, alle forze vive di un territorio, per poterlo accompagnare verso un futuro diverso, di prospettive, soprattutto per i ragazzi che di quello che accadde nel gennaio del 68 sanno poco e possono sapere molto attraverso la lettura delle nostre pagine.
Il Toscanini è sempre presente, ogni qualvolta è richiesta la sua presenza in situazioni come queste, situazioni dove come dire, è richiesta la condivisione, perché fare musica è condivisione, è insieme, è armonia, è accordo. Musica è anche sinonimo di pace. È un brano che è stato eseguito soltanto un paio di volte prima d'ora ed è composto per l'occasione dal docente di strumenti e percussione del Conservatorio di Stato Arturo Toscanini di Ribera. Il docente è il maestro Sergio Calio. Questo piatto appunto l'ho voluto chiamare la primavera nel Belice non soltanto per i colori ma anche per gli ingredienti che lo compongono. È un viaggio, no? Attorno anche a quello che potrebbe essere la gastronomia locale. Fatto con una pasta, non a caso abbiamo scelto un formato di pasta, il conchiglione, che rappresenta appunto la casa. I colori che vedete sono il giallo, quindi della primavera, i fiori eduli che si trovano in questo periodo, e in particolare che ho voluto mettere la clorofilla di paletta di fichi d'Indie, che appunto evoca ancora maggiormente il territorio e quello che sono gli ingredienti che valorizzano appunto questo piatto. Inoltre troviamo la ricotta di pecora e la carne di suino appunto locale. E dalla Sicilia l'azienda agrigentina Sicily Food conquista Roma e Bruxelles. Vediamo il servizio. Si è svolto lo scorso mercoledì nella Sala Tatarella un incontro presso la Camera dei Deputati tra i rappresentanti del Consorzio Affumicatori Maestri Italiani e quello delle istituzioni. Per il CAMI erano presenti, oltre al presidente del Consorzio Ghilardotti e al vicepresidente Massetti, anche gli altri 3 soci fondatori, tra cui l'agrigentino Antonio Mancuso di Sicily Food. Diversi gli spunti che sono stati colti dai rappresentanti del Parlamento e del Governo. Molti altri invece sono stati suggeriti dagli stessi, come l'invito fatto dal presidente della commissione bicamerale Saverio Romano, in passato anche già ministro dell'Agricoltura, che ha invitato i rappresentanti del CAMI a inserirsi nella filiera della semplificazione agricola, già collaudata e funzionante. Il ministro Adolfo Urso ha affidato il suo messaggio al dottor Giacomo Vigna della direzione generale del Mimit. Ringrazio il presidente Ghilardotti e Mancuso per l'invito e saluto la prestigiosa platea a partire dall'onorevole Pisano e l'onorevole Romano, scusandomi di non poter essere con voi a causa di impegni istituzionali. Grazie all'operato del CAMI, i consumatori oggi hanno la certezza di acquistare un prodotto autentico, tracciabile e di alta qualità, che porta con sé l'eccellenza attraverso controlli costanti e trasparenti. Il Consorzio assicura che il salmone Made in Italy mantenga le caratteristiche distintive e la sua identità unica, ora certificata a beneficio di ogni consumatore. Questa industria si sta sviluppando non solo grazie agli allevamenti particolarmente curati e innovativi, ma anche grazie alla capacità di trasformare la materia prima in una grande varietà di prodotti. L'arte dell'affumicatura del nostro paese viene seguita con grande maestria, utilizzando legni pregiati, tecniche tradizionali, così da portare sulle tavole un prodotto sano. Soddisfazione per il grande risultato ottenuto è stata espressa anche dall'agrigentino onorevole Calogero Pisano, promotore dell'evento e del rappresentante del CAMI, presente all'incontro a cominciare dal presidente Ghilardotti e da Antonio Mancuso, delegato ai rapporti istituzionali in Italia e in Europa, primo sostenitore dell'iniziativa e della necessità del coinvolgimento delle istituzioni nel sostegno della filiera, il quale ha commentato: la mission del Consorzio è portare chiarezza e trasparenza in questo settore. Desidero pertanto esprimere un ringraziamento speciale, ha concluso Antonio Mancuso, a tutti i membri del Governo per avere creduto nel nostro progetto e per averci supportato nelle nostre azioni a Bruxelles. L'obiettivo del CAMI, che nasce il 12 di dicembre, è quello di cercare di cautelare i nostri consumatori, perché oggi il consumatore è molto confuso su cosa mangiare, no? Cosa comprare, perché c'è molta disinformazione. Quindi lo scopo del CAMI è quello di cercare di avere più chiarezza nell'etichettatura. Noi in Italia siamo abituati al buon mangiare, vogliamo dei prodotti che sono, diciamo, consoni al nostro stile di vita e al nostro modo di vedere l'alimentazione. Quindi noi stiamo lavorando il prodotto dal fresco, ma lo dichiariamo ed è giusto che il cliente sa quello che sta mangiando. Il CAMI si sta
muovendo anche per sollevare altri problemi europei sul discorso del salmone, che nei prossimi mesi andiamo comunicandoli. Chiediamo alle istituzioni italiane di poter lavorare con il loro supporto sul Made in Italy, cioè su quello che siamo abituati ad avere come prodotto eccellenza nel settore. Siamo l'eccellenza del salmone oggi in Italia e vorremmo diventarlo anche a livello internazionale. Ci è stato comunicato proprio poco fa che questa iniziativa ha avuto il benestare dal Ministro D'Urso per avere la possibilità di apporre il marchio Made in Italy su tutte le nostre confezioni. Questo ha un'importanza importantissima, perché il marchio Made in Italy nel mondo siamo conosciuti per quello che sappiamo fare nel mondo, e il marchio Made in Italy è un brand importantissimo. E lunedì mattina alle ore 9:30 si terrà presso il foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello di Agrigento una conferenza stampa indetta dall'onorevole europarlamentare Annalisa Tardino, alla presenza del sindaco di Agrigento Franco Miccichè, per illustrare meglio l'impiego degli oltre 8 milioni di euro destinati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al restauro del Palazzo di Città di Agrigento, tra i beni storici e artistici italiani che sono stati individuati dal Governo nazionale per gli interventi di recupero e di restauro. Tra gli altri provvedimenti anche quello dell'inserimento dell'anello sud della Sicilia nella rete europea dei trasporti e il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Palermo e un aggiornamento sul progetto dell'aeroporto futuro di Agrigento. Per gli incontri elettorali si svolgerà domenica a Porto Empedocle, presso l'Hotel Riviera, un'iniziativa del Partito Democratico dal tema Appunti per l'Europa che vogliamo, testimonianze, idee e visioni per un'Europa più giusta e moderna. Presente il segretario regionale del partito Anthony Barbagallo, Michele Catanzaro, parlamentare all'Assemblea regionale siciliana, Giovanna Iacono, deputato nazionale alla Camera, Simone Di Paola, segretario provinciale del partito. Saranno presenti inoltre i candidati alle prossime elezioni europee. Modera l'incontro il giornalista Giuseppe Recca. Tra le altre iniziative elettorali anche quello che si terrà domenica a San Leone presso l'Hotel Dioscuri alle ore 20 dell'assessore alle attività produttive Edi Tamaio, che è anche candidato nella lista di Forza Italia alle prossime elezioni europee. Nella mattinata di domenica l'assessore Tamaio avrà anche incontri a Santo Stefano Quisquina, nel pomeriggio a Bivona, Menfi e a Sciacca, per concludere poi ad Agrigento. Strategia di implementazione in epatologia, questo il tema di un interessante convegno medico-scientifico che si è svolto oggi ad Agrigento, organizzato dall'Ordine dei Medici di Agrigento. Noi abbiamo seguito l'evento. Strategie di implementazione in epatologia, dalla medicina basata sulle evidenze una buona pratica clinica. Questo è il tema di questo interessante convegno medico-scientifico che l'Ordine sta organizzando. Sì, oggi l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Agrigento, in collaborazione con il Promise, questo dipartimento dell'Università di Palermo, la struttura di gastroenterologia, la scuola di gastroenterologia dell'Università di Palermo, hanno pensato di fare questo incontro sulle malattie del fegato, questa tecnica di implementazione, questo studio che permette di interagire i medici, perché a questo punto non possiamo dire i medici di medicina generale, i medici a 360 gradi per affrontare queste patologie che sono dove abbiamo una alta morbidità e mortalità e che incidono sia sulla qualità della vita dei pazienti, sia sulla struttura sanitaria, sulla sanità pubblica in termini, perché no, anche economici. E quindi abbiamo casi di patologie del fegato come la cirrosi, lo steatosi non alcolico, l'adenocarcinoma o altre patologie dove è necessario un continuo aggiornamento e di scambio di vedute e di
studi tra i vari operatori, dal radiologo al gastroenterologo al medico di medicina generale, a tutte le varie professioni che si approcciano con questa patologia, ed è importante questo scambio di opinioni che possa arrivare a una maggiore e migliore guarigione da parte dei pazienti che sono affetti di questa patologia. Il mio punto di vista è quello che questo congresso, secondo me, è l'inizio di un percorso che vuole la collaborazione attiva che c'è sempre stata, ma comunque deve essere implementata, tra i medici del territorio e i medici ospedalieri. Questo perché più che mai in epatologia, come nelle altre branche della medicina, perché soltanto questa interazione può dare frutti sicuramente positivi nella gestione dei pazienti che più che mai necessitano di un'assistenza continua nell'ambito della patologia. Serve perché nell'ambito delle patologie serve una strategia di medicina preventiva, e quindi in questo caso le varie fasi i vari momenti possono intersecarsi tra di loro e dare i frutti dovuti. Quella che la formazione rappresenta per me e per noi tutti, Ordine dei Medici, un pilastro cardine dell'attività quotidiana e assistenziale dei nostri pazienti, dei nostri assistiti. Giornate come quelle di oggi, questa è la prima giornata, la seconda sarà sabato 25, sono per me essenziali perché permettono sicuramente di acquisire tutti quelli che sono i più recenti aggiornamenti in oggetto del tema, ma in particolare permettono di realizzare quella che è una sinergia umana, personale e professionale tra tutti gli attori di un sistema assistenziale costituito dall'ospedale, dal medico di famiglia, dalla specialista ambulatoriale, dall'università. E giornate del genere sono uniche, ripeto, ed essenziali per la crescita professionale e anche umana, secondo me, di noi tutti i medici, in funzione dell'assistenza dei nostri assistiti. Oggi si parla di tumori anche al fegato in questo interessante convegno medico-scientifico organizzato dall'Ordine dei Medici di Agrigento. Allora, noi abbiamo organizzato un congresso in cui si discuterà delle malattie di fegato. Oggi discuteremo di più delle malattie virali e delle malattie metaboliche. Il prossimo sabato ci sarà un'altra giornata in cui discuteremo della cirrosi compensata e scompensata e dei tumori del fegato e del trapianto di fegato, che è diventata una possibilità importante. Adesso è migliorato l'accesso al trapianto principalmente in Sicilia, quindi è un congresso che mette a confronto la medicina del territorio, quindi medici, medicina generale, medici degli ospedali dell'ASPI di Agrigento, con un centro di riferimento per le malattie di fegato che è la gastroenterologia del Policlinico di Palermo, dell'Università di Palermo, per una collaborazione fattiva. È un progetto di rete, che significa collaborazione continua, organizzata, strutturata tra gli ospedali anche delle altre città, Catania, Messina, e la medicina del territorio, perché adesso, come abbiamo discusso nell'ultima sessione, è partita la riforma della sanità siciliana, in cui la sanità del territorio sarà il punto fondamentale, cruciale di tutta l'organizzazione. Quindi nel momento in cui si parla di assistenza integrata, si parla di assistenza domiciliare, si parla di nuovi approcci sia diagnostici sia terapeutici, non è possibile non parlare di collaborazione tra il territorio e i centri specialistici. Questo è il nostro obiettivo e questo saranno gli argomenti della giornata. Oggi siamo qui riuniti per parlare di una problematica davvero molto importante, ed è quella dell'uso dell'alcol. Purtroppo indagini statistiche recenti mostrano che una buona fetta della popolazione giovanile fa uso di alcol, anzi direi abuso. Parliamo di una popolazione giovanile compresa di età tra i 14
e ai 16 anni più dell'80% fa già uso di alcolici, e di recente anche in età più precoce, addirittura dai 13 anni, in modalità cosiddetto binge drinking, che non consiste nel consumare alcolici più di 6 unità di alcol, a volte anche di superalcolici, in tempi ridottissimi, nell'arco di poche ore. Questo è come dare un pugno nel fegato e un pugno al cervello, cioè proprio come quello che accade al pugile quando subisce questo tipo di trauma. Purtroppo l'alcol è una droga, infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità la considera una droga, dal punto di vista giuridico una droga legale, ma è un tossico, è una sostanza psicoattiva che dà tolleranza e dipendenza. Purtroppo gli effetti euforizzanti, che consistono poi in una inibizione, non in una slotinizzazione, ma proprio un'inibizione dei centri regolatori e di controllo, produce questi effetti inizialmente di euforia, di disinibizione, di ansiolitico, che però vengono pagati amaramente e molto ad alto prezzo, perché questo poi nel breve volgere di tempo si ripercuote in danni a tutto l'organismo, soprattutto abbiamo detto al fegato e al cervello. Per riottenere lo stesso effetto bisogna consumare dosi di alcoliche sempre maggiori o di aumentare il tasso alcolico. Questo viene ottenuto utilizzando escamotage quali bevande con sciroppi o bevande in cocktail ricchi di frutta. E questo purtroppo, abbiamo letto, produce degli effetti sia immediati ma soprattutto a lungo termine. Così i giovani, avviati a questo consumo, cominciano ad accusare nell'arco di qualche mese disturbi di tipo mentale, quali per esempio disorientamento, perdita della memoria e decadimento del quoziente intellettivo e con scarso rendimento scolastico. Slatentizzare gli istinti significa anche poi avviarli a azioni violente che si ripercuotono poi socialmente in azioni, diciamo, di pericolo sia per la propria incolumità ma sia anche per quella degli altri. Avviene anche al consumo purtroppo di altre droghe che, anche se più pesanti, ma che iniziano proprio con il consumo dell'alcol, mi riferisco ai cannabinoidi, alle droghe più pesanti. Quindi il ruolo nostro, cioè nostro, diciamo, di medici, sia pediatri che medici di medicina generale, ma soprattutto delle famiglie, è quello di vigilare, di stare molto attenti, passare il messaggio che l'alcol purtroppo è un tossico, soprattutto nei bambini, nella fascia, diciamo, dell'adolescenza, quando ancora non sono predisposti quei meccanismi presenti nell'adulto che consentono all'organismo di disintossicarsi. Raccomandare alle donne in gravidanza di non assumere alcolici, perché l'alcol supera la placenta e purtroppo può creare danni al feto e all'embrione. Consigliare alle mamme di non bere alcolici durante l'allattamento, perché l'etanolo attraverso il latte viene ingerito anche dai bambini, dai neonati, creando poi a questi disturbi neurologici che si possono presentare anche con irritabilità, turbe del sonno, e queste sono molto frequenti soprattutto nelle donne che assumono alcolici. E soprattutto agire fin dall'infanzia, fin dai bambini, spiegando loro che non si deve bere l'alcol, dando il buon esempio, stimolando i stili di vita corretti e cercando di vigilare sempre e attentamente, inviare nei casi in cui ci sono anche dei quadri psicopatologici di nevrosi ansioso, di nevrosi depressiva, dove l'alcol fa da compensatore ma che in realtà poi li fa precipitare sempre più in basso, aiutarli, rivolgersi agli specialisti, allo psicologo se è il caso, che può aiutare sia i soggetti affetti dall'alcolismo ma anche le famiglie di cui fanno parte, ma evidentemente anche nei centri di alto livello specialistico nei casi estremi. Linea alla regia per la pubblicità. Il fuoco della memoria, questo è il film presentato a Palermo, dedicato ai magistrati uccisi dalla mafia, Falcone e Borsellino. La corrispondenza da Palermo. Ragazzo, di conoscere, di essere amico d'infanzia del collega Falcone. È stata un'esperienza straordinaria, perché sono entrato, conoscevo la storia di due uomini, Falcone e Borsellino, che sono due eroi, ma io li chiamo simboli per i giovani, che deve rimanere per sempre. E entrando in questo docufilm ho conosciuto tutta praticamente la vita di questi due uomini, che deve rimanere per sempre nel cuore, ma soprattutto sui giovani, che bisogna trasferire la legalità, e loro sono un simbolo per tutti noi. Ringrazio
produzione, Tele One, Biondani TMG, Digital Identity, PSC Proger, insomma tutti quanti che hanno dato la possibilità di fare questo progetto, che è un progetto veramente straordinario, ma soprattutto agli autori che hanno reso tutto fattibile e che oggi siamo qua a presentare il trailer. E ringrazio veramente a tutti, ma soprattutto a due uomini, due simboli che rimarrà per sempre, per tutta la vita, a noi, ai giovani e alla legalità. L'ho visto anch'io per la prima volta, è stata una reazione emozionante, anche perché queste vicende evidentemente le ho vissute in un'età in cui avevo il mondo davanti, quindi in realtà l'ho vissuto in chiave retrospettiva, cioè, sono convinto che ricordare questi avvenimenti ha un valore enorme, anche il docufilm ha un valore enorme perché è fatto dentro un ambiente accademico, fatto con molti colleghi universitari che danno il loro contributo scientifico al fenomeno mafioso, alla dinamica di quei fenomeni di quell'epoca, ma soprattutto ha il valore del mantenimento della memoria. Oggi il problema generale è che via via che andiamo avanti e ci allontaniamo da quella data, le nuove generazioni ancora non nate in quel periodo hanno soltanto sentito parlare. Il sentir parlare soltanto, non interpretando e non contestualizzando da dove siamo venuti, potrebbe creare un meccanismo perverso di avere una narrazione semplicemente di alcuni episodi, brutti, drammatici, ma non con un coinvolgimento emotivo. Ecco, credo che oggi questo film abbia il significato di far ricordare, far ripiombare con un modo anche abbastanza crudo, perché le immagini che ho visto sono state brutte, pesanti, ma credo che l'impatto emotivo sia stato forte e questa cosa nella nostra popolazione studentesca secondo me è un valore molto importante, perché li fa ripiombare in un'atmosfera che non hanno vissuto e deve far capire loro che la democrazia che oggi hanno, la libertà che oggi hanno, la possibilità di non vivere sotto una cappa di scelte che venivano comunque condizionate da una metodologia che si rifaceva alla mafia, pur non essendo concretizzati in atti criminosi, ma c'era una metodologia e un appesantimento in tutto quello che si faceva, oggi non c'è più. Quindi grazie a queste persone che sono morte, che si sono sacrificate per tutti noi, oggi viviamo sicuramente in un contesto migliore, in una società che per fortuna è più libera e che in questa città vede finalmente una Palermo liberata da questi lacci terrificanti e che vede finalmente la proiezione di una città del Mediterraneo verso l'Europa e quindi di una città europea che finalmente è cresciuta e che può essere definita internazionale. Tra gli accertamenti irripetibili disposti dalla Procura di Termini Imerese per stabilire le cause dell'incidente sul lavoro di Casteldaccio in cui persero la vita 5 operai, ce ne sarebbe uno che riguarderebbe anche la cantina Duca di Salaparuta e che si trova a pochi metri dall'impianto di sollevamento delle acque fognarie gestito dall'AMAP, in cui è avvenuta la tragedia. I consulenti tecnici dovranno accertare se vi sono stati sversamenti di liquidi o di altro genere provenienti dalla vicina azienda Duca di Salaparuta, che ha sede in via Nazionale 113. Ha fatto così mettere a verbale l'avvocato Giuseppe Geraci che assiste Domenico Viola e nel corso della riunione di ieri davanti ai pubblici ministeri Elvira Cuti e Giacomo Barbara, i quali hanno accolto il quesito. E dunque gli esperti che lunedì 20 maggio dovranno comprendere cosa è accaduto nella vasca di raccolta e perché la fuoriuscita dell'idrogeno solforato è stata così potente da uccidere in pochi secondi Epifanio Alsazia, Roberto Raneri, Ignazio Giordano, Giuseppe Miraglia e Giuseppe La Barbera, toccherà anche il compito di escludere che l'azienda vinicola possa avere incanalato nella cisterna scarti di produzione, contribuendo così ad aumentare il grado di fumi tossici prodotti dalla fermentazione dei liquami contenuti all'interno. Duca di Salaparuta, gruppo che riunisce anche altri due brand storici come Corvo e Florio, ha offerto la massima collaborazione nell'inchiesta, così come apprendiamo dalle cronache, sottolineando allo stesso tempo che la legge impone agli stabilimenti che producono vino il trattamento, il filtraggio e la depurazione dei reflui e dei rifiuti prima dello scarico in fognatura.
Gli indagati al momento, lo ricordiamo, sono 3. Gaetano Rotolo, direttore dei lavori dell'AMAP, che è la società committente, Giovanni Anselmo, amministratore della Tech Infrastrutture di San Cipirrello, che si era aggiudicata l'appalto da 1 milione di euro, e Niccolò Di Salvo, contitolare della Quadrifoglio, che aveva ottenuto una commessa da 100.000 euro in subappalto. I professionisti torinesi Ivo Pavan, docente universitario di chimica industriale, e l'ingegnere chimico Maurizio Onofrio si caleranno assieme ai vigili del fuoco nella camera a 6 metri di profondità per eseguire le analisi e trovare i riscontri alle domande poste dagli avvocati delle parti coinvolte, con l'obiettivo di accertare eventuali responsabilità. Al centro dell'indagine, oltre alla catena degli appalti, c'è anche il rispetto delle misure di sicurezza. I primi accertamenti avrebbero rivelato che le vittime non sarebbero dovute scendere nei locali sotterranei e che non indossavano le protezioni. I magistrati hanno chiesto ai consulenti approfondimenti di tipo amministrativo, ma anche di natura squisitamente tecnica. In particolare vogliono sapere se AMAP, Tech e Quadrifoglio fossero in possesso di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori, ma l'attenzione sarà puntata a tutte le società dell'appalto per capire se avessero predisposto e seguito procedure specifiche di lavoro, se avessero garantito e fornito ai loro dipendenti la formazione e l'informazione specifica per il lavoro in un ambiente confinato e per il rischio chimico, e se gli operai avessero a disposizione dispositivi di protezione individuale di terza categoria, elmetti, imbracature, autorespiratori. L'incidente probatorio servirà per appurare anche l'origine dell'elevata concentrazione di idrogeno solforato, un gas asfissiante, una minaccia silenziosa, insidiosa. Per questo motivo, durante il sopralluogo di lunedì verranno prelevati campioni di acque reflue in modo da poter misurare la quantità dei solfuri presenti e valutarne il pH e ogni altro parametro chimico. A partire dal prossimo mese di luglio il servizio di richiesta e rinnovo dei passaporti sarà disponibile in tutti gli uffici postali d'Italia. Lo ha annunciato il direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco al termine di un incontro con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sull'avanzamento del progetto Polis di Poste Italiane. Su indicazione del Ministero dell'Interno ci siamo fatti parte attiva per l'estensione del servizio di richiesta dei passaporti a supporto delle questure e dei commissariati. Dello scorso marzo abbiamo registrato più di 350 richieste su 31 uffici postali in cui il servizio è stato attivo, ed entro fine mese saranno operativi altri 130 uffici postali. Mi piace ricordare che oltre l'80% dei cittadini ha richiesto la consegna a casa del passaporto tramite Poste Italiane, con un risparmio di tempo e spostamenti importanti anche e soprattutto per l'ambiente. Questo quanto affermato dal direttore generale delle Poste Italiane Giuseppe Lasco. Andiamo ora a Messina. Il tema del ponte è trasversale oltre alle ideologie. Vediamo un'intervista a Elio Conti Nibali dell'associazione Invece del Ponte, la corrispondenza dei colleghi di Messina. La presa di posizione rispetto al ponte del movimento di Gianni Alemanno è la dimostrazione che la questione ponte non è un argomento di destra o di sinistra, c'è una trasversalità rispetto anche all'idea di dire no alla realizzazione di questa opera, che è poi la battaglia che state portando avanti ormai da anni. Sì, credo che la conferma che chi pensa ancora o sostiene che il no al ponte è un no ideologico viene proprio smentita dai fatti, ma viene smentita dalle persone. Oggi abbiamo la conferma di personaggi politici, diciamo nazionali, che certamente sono ben individuati nella loro area di appartenenza. Però questo lo vediamo anche se andiamo in giro in città, la trasversalità, se la vogliamo usare questo termine, che non mi piace, perché direi di più la comunanza di intenti della città, dei cittadini consapevoli contro questo feticcio che il ponte è una cosa veramente diffusa. Quindi andiamo avanti sapendo perfettamente che la battaglia è una battaglia importante
è che è un grande fiume con tantissimi affluenti e in questo fiume arriva di tutto, ma arrivano sicuramente belle persone. Adesso l'ultima indicazione è che il progetto definitivo sarà pronto a fine anno, slitta intanto l'apertura di questi cantieri che doveva avvenire già dal prossimo mese di luglio, secondo le indicazioni del Ministro Salvini. Sì, è una promessa dietro l'altra, scadenze una dietro l'altra, nulla è mai confermato. Adesso siamo ancora nella fase in cui debbono cercare di capire in che modo rispondere alle osservazioni che sono state presentate. Hanno avuto anni e anni per cercare di far quadrare il cerchio, non riescono a quadrarlo perché è un cerchio molto difettoso. Questo ponte tecnicamente non si può fare e non serve a nulla. Vorremmo vedere poi come riusciranno a superare l'analisi economica, l'analisi costi-benefici. Quello sarà sicuramente un altro ostacolo davvero insormontabile. Il 23 maggio prossimo giungeranno ad Agrigento le reliquie di Santa Luisa de Marillac, cofondatrice del volontario vincenziano, che fece della propria vita un dono al servizio dei tanti diseredati del suo tempo. Sarà accolta dalle suore figlie della carità, dagli assistenti spirituali dei gruppi vincenziani, dai volontariati vincenziani della città e della diocesi ed onorata con una solenne celebrazione eucaristica nella chiesa di Sant'Alfonso a partire dalle ore 18. Passiamo ora alle notizie sportive. Il Palermo ha battuto ieri sera la Sampdoria per 2-0 segnati da Dichité e conquista così la semifinale contro il Venezia che si disputerà lunedì sera a Palermo. La corrispondenza di Eugenio Cairone. La prima è andata. L'entusiasmo dello stadio Barbera ci ha fatti soffrire, ha detto Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria. I 32.000 presenti sono stati infatti il 12° uomo in campo che ha trascinato la squadra verso la meritata vittoria grazie alla doppietta del francese Diakité. Il pubblico di Palermo, lo sappiamo, rende ogni partita entusiasmante. Con questi tifosi, ha detto proprio il protagonista della serata che ha portato il Palermo in semifinale, bisogna per forza provare a vincere. E Diakité è entrato nei cuori dei palermitani che lo avevano già a lungo osannato dopo il gol di Bolzano che ha consentito di mantenere il 6° posto in classifica. Adesso semifinale con il Venezia lunedì e di nuovo al Barbera per la partita di andata con il Palermo che deve recuperare le forze in fretta e puntare ad un'altra prestazione che sappia lasciare il segno. Per l'allenatore Mignani il riscatto, dopo la mancata promozione con il Bari, potrebbe arrivare proprio con il Palermo. L'augurio è di vedere lunedì ancora la migliore squadra in campo, il miglior Palermo, insomma, come quello visto ieri sera. Sicuramente si vedrà il miglior pubblico, il pubblico dei tifosi palermitani. Quali le novità calcistiche del momento? Ce ne parla il collega in questo servizio, Carmelo Lentini. Ben 3 club isolani dalla Serie B alla Serie D sono impegnati nella lotta playoff. Il Palermo del tecnico Mignani ha superato la Sampdoria per 2-0 ed accede alla semifinale grazie ad una doppietta di Diakité. Adesso con il Venezia il Palermo partirà con l'handicap del regolamento che impone la sola vittoria per accedere al turno successivo. Ritorna in campo il Catania, dopo la vittoria esterna di Caravaggio contro l'Atalanta Under 23. Giocherà questa sera, sabato 18 maggio, a partire dalle ore 20:30. La compagine etnea, per superare questo primo turno della fase nazionale playoff, non deve perdere. Anche un semplice pari, infatti, basterebbe per festeggiare il passaggio del turno. Per quanto riguarda i playoff di Serie D Girone I, tutto è pronto al De Simone per la sfida tra il Siracusa e il Reggio Calabria. Ritornando invece
invece in casa Acregas oramai si è capito che si tratta della solita querelle di fine stagione che infrappone da una parte la società, che recrimina la gestione dello Stato e Senato, dall'altra il Comune che per colpa della solita burocrazia ritarda a dare delle risposte concrete. Che una coda polemica era prevista lo si intendeva da tempo, adesso si cerca di giocare a carte scoperte. Giuseppe Deni accusa di immobilismo l'attuale amministrazione comunale, additando ai vari assessori che si sono succeduti di avere promesso senza mantenere. Dall'altra parte il Palazzo dei Giganti, che dopo 70 anni ha accatastato la struttura rendendola pulita da eventuali e ulteriori intoppi burocratici. Oramai si è arrivati ai ferri corti, con Deni che avrà pazienza sino al prossimo lunedì 20 maggio, così ha dichiarato, dopodiché cederà il sodalizio. Secondo lo stesso patrono biancazzurro ci sarebbero pronte all'acquisizione del titolo biancazzurro ben 3 cordate di imprenditori. Una è spagnola, la seconda è calabra, la terza è romana. Le loro richieste, ma anche le loro credenziali, sembrano essere abbastanza buone, per cui spetterebbe alla dirigenza vagliare la migliore soluzione. E se la cessione dell'Agregas non va in porto? L'unica cosa da fare, ha risposto lo stesso Deni, non iscriverò l'Agregas al prossimo torneo. In poche parole, per i supporter agregantini ce n'è abbastanza per trascorrere un'altra estate da incubo. Questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi sono visibili in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20 e replica la mattina alle 9. E sul canale nazionale che si vede in tutta Italia LCN 268. Questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana.